e la nostra ambizione è quella di essere una start-up di un nuovo progetto politico per il Veneto. È partita da qui la scelta politica di Simonetta Rubinato, candidata in regione con una lista autonoma sganciata da ogni partito di destra come di sinistra. La presentazione oggi a Quinto con i candidati per la provincia di Treviso. Un progetto politico che vada al di là dei partiti, ha sottolineato l'ex parlamentare ed ex sindaco di Roncade, e che sia in regione una sorta di grillo parlante come nel Pinocchio di Collodi. Ma cosa significa una nuova riedizione di Beppe Grillo in Veneto? Assolutamente no. Noi siamo per la buona politica che riparte dai territori e dalla vita delle persone, non per l'antipolitica che tanto male ha fatto e sta facendo a questo Paese. Un movimento che vuole portare a frutto l'impegno da parlamentare della Rubinato per l'autonomia del Veneto, oggi più che mai dopo l'annuncio del ministro Boccia sul disegno di legge per le autonomie regionali. La legge quadro del ministro Boccia è solo un modo per allungare il brodo, allungare i tempi e cercare di far passare per autonomia, che non è, un mero decentramento amministrativo, cioè dare qualche potere autorizzatorio alla regione, ma non c'entra nulla con l'autogoverno del Veneto. Una competenza, quella di Simonetta Rubinato, riconosciuta da tutti sul tema dell'autonomia e che lei è pronta a condividere con Luca Zaia, anche per l'ex parlamentare, il probabile prossimo presidente del Veneto, al quale però chiede apertamente. Ti sei candidato per un terzo mandato, caro Luca. Bene, prometti ai veneti che siccome vengono prima loro, resterai per 5 anni alla guida della nostra regione se vincerai queste elezioni, oppure fra 2 anni partirai perché passa il treno delle nazionali?